Prevenzione qui vuol dire curare. L'ambliopia è un difetto di sviluppo della visione che può essere completamente risolto. E quindi è meglio non perdere tempo prezioso, se è vero come è vero che l'incidenza dell'ambliopia, difetto della vista più conosciuto come occhio pigro, è assai elevata. Un bambino su 30 può esserne colpito e solo una diagnosi tempestiva permette una piena riabilitazione del piccolo paziente. Alla prevenzione si rivolge il service del Lions Mestre Castelvecchio Sight for Kids, lanciato nel veneziano, a cui ha aderito l'ULSS 3 con la Fondazione Banca degli Occhi di Mestre. Abbiamo raccolto volentieri questa sfida perché ci sembra che sia in linea con la nostra missione, che è una missione di promozione della salute della vista e di donazione, quando è possibile, dei tessuti oculari per i trapianti. La Fondazione Banca degli Occhi ha messo a disposizione i suoi ambulatori, ai quali sono stati invitati con lettera 1639 bambini del Comune di Venezia nati nel 2013. Le famiglie potranno aderire alla campagna autorizzando il check-up gratuito di controllo delle potenzialità di cooperazione che hanno i due occhi e se emergeranno problemi, i piccoli saranno inviati agli specialisti per la correzione del difetto. C'è da dire che da tempo in Veneto l'ambliopia è nelle linee guida delle ULSS e i pediatri di libera scelta sono in prima linea per una diagnosi precoce. Noi abbiamo come azienda sanitaria, ma come le aziende sanitarie del Veneto, un accordo importante con i pediatri di libera scelta, che sono i principali interlocutori delle famiglie per la salute dei loro bambini e si possono rivolgere con fiducia a loro. In questa occasione abbiamo raccolto l'invito dei Lions di portare un'attenzione ulteriore a questo tema dell'ambliopia, che è un tema importante, che si può prevenire. Una sinergia di intenti, quella fra ULSS 3, Banca degli Occhi e Lions, a garanzia di un'attività di servizio che può evitare un costo futuro. Siamo sempre stati attenti alle necessità collegate alla vista. Ci contraddistingue nel mondo per il Sight for Kids, che è stata una delle iniziative che è partita da un paio di anni. Andiamo a collaborare con gli ottici, gli ortottisti nel mondo per individuare questa patologia particolare che poi nel tempo si può rilevare un costo sociale in quanto bisogna intervenire in maniera diversa.